Il progetto Donna è stato approvato dalla Giunta Comunale di San Giorgio in Bosco in data 20 maggio 2014 durante il mio primo mandato e sta ora trovando realizzazione con l'attuale amministrazione, in quanto intendiamo dare un messaggio, anche questa volta, di vicinanza ai cittadini e in particolare a tutte le giovani o le madri di famiglia che in questo momento si trovano a dover ripensare a se stesse e a reinserirsi nel mercato del lavoro. Non si tratta pertanto di un'iniziativa isolata, ma che si inserisce in una serie di altri provvedimenti nell'ambito del sociale e delle pari opportunità attuati negli anni precedenti e che intendiamo ora portare avanti e sviluppare. È un percorso di 50 ore che verranno distribuite in 6 cicli di seminari gratuiti. Questi seminari si terranno il mercoledì sera in questa sala consigliare dalle ore 20:30, partiremo mercoledì 15 ottobre e ci fermeremo per le festività natalizie il 10 dicembre e riprenderemo il 14 gennaio. Questo progetto non deve intendersi come una scatola chiusa, ma nel contesto più ampio dell'organismo di parità. Se il progetto in sé è innovativo, credo che sia ancora più innovativo il fatto che a San Giorgio in Bosco esiste un organismo di parità. Che cos'è? Non è altro che un gruppo di lavoro con un suo statuto e un suo direttivo che si occupa di organizzare e promuovere iniziative a favore delle pari opportunità. Da alcuni studi fatti in America che ci hanno fatto un po' sobbalzare, nel senso che si prevede che entro il 2020 il 50% della popolazione che lavora sarà identificata in un lavoro di tipo autonomo, freelance, consulente e solopreneur. Quindi la tendenza che è emersa da questo momento così di cambiamento forte a livello sociale, a livello economico, a livello globale, è quello che il lavoro deve avere la caratteristica della consapevolezza e della gestione autonoma, come se tutti fossimo degli imprenditori, anche chi lavora all'interno delle aziende. Buonasera a tutti, sono Manuela Stocco, assessore alla cultura e alle pari opportunità del Comune di San Giorgio in Bosco. Vi presento in breve quello che è stato il progetto Donna Run Together, un progetto di formazione gratuito rivolto a tutte le donne intenzionate a intraprendere una nuova attività o semplicemente a migliorare la gestione della propria vita professionale e privata. È un progetto che il Comune di San Giorgio in Bosco ha potuto realizzare partecipando al bando regionale per i progetti degli enti locali volti a favorire la nascita e l'attività degli organismi di parità. Nonostante il contributo che ci è stato concesso sia stato inferiore del 45% rispetto a quello richiesto, abbiamo riformulato il progetto e grazie al lavoro di squadra svolto nell'organismo e anche alla disponibilità dei professionisti e dei docenti che abbiamo interpellato e che in alcuni casi si sono resi disponibili anche pro bono, abbiamo potuto realizzare un percorso di 50 ore di formazione che si sono svolte presso i locali comunali dal 15 ottobre scorso e che continueranno fino al 4 marzo 2015, toccando diverse tematiche, dal counseling di gruppo alla creatività, alle tecniche del problem solving, alla scoperta del proprio talento e della propria identità professionale, alla scoperta dei nuovi canali di comunicazione digitale come i social network, agli strumenti amministrativi per l'avvio dell'impresa, alla tutela legale sul lavoro e in famiglia. Ormai siamo arrivati quasi alla fine del progetto e siamo pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti e anzi direi che il percorso ha superato anche le nostre aspettative. Abbiamo raccolto oltre 60 adesioni di donne provenienti non solo da San Giorgio in Bosco ma anche da tutti i comuni limitrofi, dalla Bassa Padovana e anche da fuori provincia. Abbiamo visto crearsi settimana dopo settimana un gruppo di donne desiderose di mettersi in gioco. Qualcuna ha sviluppato anche il proprio progetto professionale e ha dimostrato
tutto il proprio potenziale creativo. Sono nati anche dei legami di amicizia. Questo per noi è un forte segnale di quanto oggi ci sia il bisogno di creare dei punti di riferimento sul territorio e di organizzare dei momenti di aggregazione e di crescita, dei momenti che diano degli stimoli positivi e che aiutino le donne a credere in se stesse e ad avere una maggiore consapevolezza di sé, per potersi sempre meglio adattare a un mercato del lavoro in continuo cambiamento e che richiede una sempre maggiore flessibilità. I risultati del progetto verranno presentati domenica 8 marzo 2015 nell'ambito della Festa della Donna organizzata dal Comune di San Giorgio in Bosco, che vedrà anche una mostra dell'artigianato femminile, una tavola rotonda con delle donne, delle figure professionali imprenditrici e con l'inaugurazione della mostra fotografica Ritratti di donna. Ovviamente vi aspettiamo numerosi a questo evento, seguiteci sul sito del Comune, sulla pagina Facebook. E ovviamente sarà anche un momento per tutte le donne che hanno partecipato ai corsi di formazione per condividere la propria esperienza e sarà ovviamente anche un modo per festeggiare in maniera intelligente questo giorno importante. Ci tengo a sottolineare che come amministrazione siamo intenzionati a continuare l'attività dell'organismo di parità, che faremo del nostro meglio nonostante il bilancio comunale non stia vivendo un momento molto felice a causa dei continui tagli. Tuttavia come comune abbiamo anche partecipato alla nuova edizione del bando regionale, abbiamo partecipato in rete con altri 4 comuni dell'Alta Padovana, e questo per offrire sempre più servizi e in maniera sempre in un'ottica di rete, in maniera sempre più diffusa e capillare sul territorio. Buonasera, la serata di questa sera apre il ciclo di seminari sul progetto Donna Run Together. Per cui questa sera abbiamo iniziato proprio da un punto di vista psicologico a trattare l'aspetto del counseling proprio come pratica che permette il recupero e la riattivazione delle risorse personali che poi di fatto insomma sono alla base del cambiamento delle problematiche di una persona e possono aprire e dischiudere insomma delle strade verso nuovi orizzonti. La serata di stasera è strutturata in maniera tale da consentire una parte più squisitamente teorica che quindi permette di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando e quali sono anche le tecniche insomma che riguardano la pratica in generale del confronto con il cliente, e dopodiché si passerà ad una parte pratica, esperienziale, che vedrà il coinvolgimento delle persone che hanno partecipato alla serata in una maniera molto attiva, personale, creativa e unica, e che oltre ad essere divertente, insomma coinvolgente, potrà anche permettere la possibilità magari di mettere in gioco delle questioni anche personali e di trovare anche delle soluzioni insomma utili e creative. Buonasera, io sono Giovanna Tosato, presidente dell'Usarci di Padova e Rovigo, sono la ideatrice e anche la responsabile nazionale del coordinamento donne agenti di appunto Usarci Padova e Rovigo. Sono molto lieta, molto soddisfatta di questa serata in questa splendida anche sede del Comune di San Giorgio in Bosco, con il quale stiamo iniziando questa sera il percorso Progetto Donna, al quale noi siamo in collaborazione col Comune grazie all'assessore Stocco che mi ha preceduta e anche alla struttura nuova creata che è l'organo di parità alla quale anch'io faccio parte. Spero che questo progetto insieme al Comune di San Giorgio in Bosco possa dare avvio a un percorso oltre a questo che durerà fino all'8 di marzo, che si possa insieme continuare a trovare dei percorsi per le donne che hanno necessità in questo particolare momento economico di trovare degli sbocchi, delle idee e quantomeno anche una consulenza di docenti
per ogni tematica, che saranno molteplici in questa fase, l'aspetto psicologico, il benessere personale, la crescita professionale, la presenza di legali, di coaching e anche di altre figure molto importanti perché la donna possa ritrovare la fiducia e la carica di cui in questo momento abbiamo bisogno come mondo economico in una situazione molto critica. Buonasera, sono Federica Marinello, sono in rappresentanza del Centro Servizi Territoriali della provincia di Padova a nome dell'ingegner Lago. Qui siamo nel comune di San Giorgio in Bosco, noi come CST della provincia di Padova abbiamo partecipato come partner a questo bellissimo progetto che si chiama Progetto Donna Run Together. Lo scopo è quello di creare massa critica tra noi donne per poter trovare una soluzione a quello che sono tutti i problemi delle donne. Il Centro Servizi Territoriali della provincia di Padova ha aiutato il comune di San Giorgio in Bosco, come aiuterà tutti i comuni che ne faranno richiesta, a partecipare ad eventuali bandi per accedere a dei finanziamenti per promuovere questi progetti nel territorio ed altri progetti, perché noi donne siamo una massa importante e abbiamo bisogno di creare rete tra di noi. È della prima esperienza e voglio ringraziare l'amministrazione San Giorgio in Bosco che ci ha dato la possibilità di farla e siamo disponibili per portarla anche in tutte le amministrazioni che volessero avere il nostro supporto. Grazie anche all'ausilio dell'Usarci e della dottoressa Gianna Tosato che ci ha spinto in questa iniziativa.